Eder, Mech, Pallister. Viene smaltita nell'arco di 24, massimo 36 ore ed è venuta a contatto con Liliana attraverso la pelle poco prima della sua morte. Quindi tutto questo ci dice molto su quello che potrebbe esserle accaduto. E lei probabilmente in quella mattinata avrà fatto le sue cose, si sarà depilata. Lili era comunque una naturalista, non avrebbe mai usato robe chimiche e robe di questo tipo. Se lei si è depilata, credo che l'abbia fatto con rasoio. Chi le poteva avere? Chi per lavoro che fa o per passione che ha si può pensare che le avesse con sé? Credo che si potrebbe arrivare perlomeno a escludere certe persone che il GIP ha menzionato. E credo che la soluzione potrebbe essere molto vicina, se si vuole. È stato costretto a metterla nel baule dell'auto e portarla via. Se nel baule di quell'auto c'era polvere di questa sostanza, ecco che in qualche modo si capisce un po' tutto. Sul corpo di Liliana sono state trovate delle formiche morte. Non c'è nessun'altra spiegazione, non si riesce a trovare una spiegazione per cui quelle formiche siano morte addosso al corpo di Liliana. Ma ci sono le fotografie, penso che ci abbiano anche i ragazzini che scambiano con le foto dei calciatori. Ci sono tutti. Voci che circolano dicono che erano morte. Se il corpo è stato trovato, è stato esaminato, credo che gli inquirenti sappiano se quelle formiche erano veramente morte o stavano ancora gironzolando. Questa sostanza viene smaltita dal fegato nell'arco di 24-36 ore. L'ultima traccia che c'è di Liliana è quel martedì 14 attorno alle 9. 24 ore prima Liliana era in sauna con Sebastiano. Altre 12 ore più indietro arriviamo alle 21 di domenica. Quando Liliana avrebbe potuto entrare in contatto con questa sostanza? Quando? Dopo le 9 di martedì 14. Mi pare che sia quasi matematico. Io credo che, dato che è una sostanza che è praticamente, non dico impossibile da trovare, da acquistare, se uno si dedica ad acquistarla vuol dire che gli serve per un qualcosa. Per una questione agricola, non certo per fare delle composizioni di creme di bellezza o depilatorie, no? E quindi, dato che il GIP ha messo, diciamo, l'attenzione su 9-10 soggetti, tra cui anche me, non è un problema, risalire tra questo gruppo di 10 persone chi poteva aver bisogno di questa sostanza per le sue attività, per i suoi hobby, per quel che si vuole, penso che, e dato che sembra che, per ragionamento e per logica, Liliana non è entrata in contatto con questa sostanza prima del 9 del 14 dicembre, questo contatto è avvenuto dopo. Ma io credo è stato fatto tutto un lavorio, no? Che è iniziato comunque da quel pomeriggio del 14 dicembre. Sono un 3-4 persone che sono tutte possibili, sono più persone. No, ma io sono stato preso anche per un veggente perché prima di Natale sono andato attorno alla chiesetta abbandonata. Se anche avessi usato la crema depilatoria, anche se l'avessi usata, basterebbe guardare se nelle creme depilatorie c'è un minimo, sembra, a me non risulta. Se qualcuno mi fa una domanda io gli rispondo, a me non risulta. Sono state tantissime teorie su questo, di un litigio, di quello, di quell'altro. Tutto può essere, magari si è trovato con una persona che doveva, non lo so. Ma Fulvio, esattamente, tu chi sei? L'amico di Liliana. Ci parliamo, ci confrontiamo, ma io sono qua perché sono l'amico di Liliana. Sebastiano, invece tu cosa pensi di Fulvio? Gli credi? Lo so, cosa vuoi? È una brava persona, io non ho mai, siamo in sintonie diverse, cioè lui è un intellettuale, io sono più materialista. Con Pier Giorgio è tutto ok? Pier Giorgio, quest'anno sono 50, mio figlio ha fatto 50 anni. Mi dispiace per tutto quello che stai subendo. Io vado a dormire spesso presto la sera, 8:30, 9, così. Poi a un certo punto, dopo un po', suona il telefono, vedo che c'è mio figlio e mi fa: papà, sono sul vallone e
mi sono fermato e a un certo punto la macchina si è mossa ed è finita in una specie di fossato. Mi sono alzato, vestito, ho detto ma io in macchina ho detto non ce l'ho un cavo traino, no? Chiamo i nostri vicini, salvo, gli ho detto loro che girano molto avranno questi cavi, questo cavo, e loro mi hanno detto che non ce l'hanno. Qua io ho 2 cavi che usavo per legare le biciclette che noi tenevamo comunque in macchina e niente, ho trovato una soluzione, ho detto vediamo se ce la faccio, no? L'idea mi è venuta proprio mentre raggiungevo mio figlio. Ho visto che ha funzionato. Abbiamo provato 1, 2, 3 volte perché la ruota davanti, specialmente la sinistra, era finita proprio in un buco. Allora cosa ho fatto? Ho cominciato a tirare, poi tornare indietro, poi a tirare, poi tornare indietro, poi ho dato un colpo e sono riuscito. A me interessa la mia coscienza. Io so di non essere responsabile della morte di Liliana, né direttamente né indirettamente. È una cosa che quando io e Liliana gli abbiamo sempre aiutato lui in qualche maniera, tutta la famiglia, sia io che Liliana in un certo qual modo. E dopo venire accusati di chiedere soldi a Liliana, io ho detto quello che ho fatto quel giorno, ho dimostrato, ho fatto vedere come sono riuscito con 2 cavetti con un lucchetto in mezzo a riuscire io ti dico, ho questa immagine di Liliana quella mattina che mi saluta col sorriso e poi non l'ho vista più e ancora adesso non so come è morta, dove è morta e il perché. Io spero che queste nuove indagini tirino fuori la verità da qualche. Io penso che qualcuno tra i vicini o quello o quell'altro, comunque loro qualcosa devono sapere. Ecco, ma io non so perché loro hanno queste idee. Forse vogliono nascondere qualcosa, forse sanno qualcosa che io non so, forse loro sanno, capisci? Questa è la mia domanda. Sì. Certo che nascondono. Nascondono. Inutile stare a parlare se Sebastiano la sera del 30 dicembre è andato dal figlio. Ci sono le intercettazioni, erano intercettati, sono sicuro. Ci sono i tabulati telefonici, ha veramente chiamato il figlio o no? Queste sono cose che gli inquirenti sanno. Credo che sia praticamente inutile dibattere su questo. Possiamo parlarne al bar. Io praticamente dal 16 dicembre, quando ho saputo che Liliana è scomparsa, non ho ancora smesso di cercare di capire cosa le è successo. Tutto là. Mi sono accorto delle cose, per esempio, no? Che sono tutte verificabili. Quando c'è il funerale di Liliana, compare il figlio di Sebastiano, il giorno dopo, su Facebook, viene fuori l'ipotesi che per portare il corpo lì bisognava essere in 2. Basta verificare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.